Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay. Oggi ci troviamo sul cellulare a differenza delle scorse volte che, anzi, siamo sempre stati su PC. Questa è la prima volta che registro da cellulare, infatti sto iniziando a capire più o meno come funziona e avevo intenzione oggi di proporvi questo nuovo gioco che è uscito da qualche giorno, Yu-Gi-Oh! Duel Links. È davvero molto interessante, me l'ha consigliato un mio amico e posterò nella descrizione il suo canale. Comunque, vediamo di entrare immediatamente in gioco. È un gioco davvero molto interessante a mio parere e voglio provarlo e farvelo vedere perché ricorda un po' i vecchi tempi di quando si giocava, diciamo, a Yu-Gi-Oh! Con le vere e proprie carte. Quindi, diciamo, tutto è stato un po' digitalizzato in questo gioco che si articola essenzialmente in 4 zone. La prima è il cancello, come potete vedere ci sono varie icone che possiamo adesso analizzare pian piano. Per esempio, adesso la schermata si suddivide in queste specifiche zone che possiamo visitare: il cancello, l'Accademia Duello e l'evento. L'Accademia Duello è principalmente un'icona che ci permette di fare dei quiz sulle varie metodologie di gioco e sbloccare quindi delle gemme che sono quelle in alto a destra. Io ne ho 1025 che serviranno per comprare poi bustine di varie categorie per ampliare il nostro mazzo, il nostro deck principale. Allora, il cancello è una zona in cui si può duellare con i vari PG, diciamo bot del computer, per completare delle missioni. Per esempio, io già alcuni sono riuscito a sconfiggerli. Ci sono, per adesso c'è esclusivamente Pegasus, proprio oggi è apparso perché oggi è stato inaugurato il torneo, diciamo l'evento Toon, che è appunto l'evento che troviamo qua in alto. Molti avranno avuto sicuramente la carta Mondo Toon e il torneo, più che torneo, l'evento ovviamente ci fa capire quali sono le ricompense, i vari obiettivi e tutto il resto. E quindi al cancello bisogna duellare contro Pegasus e ottenere i punti per sbloccarlo come duellante e tutto il resto. Vabbè, questo lo vedremo più avanti. Comunque, all'inizio si sceglie essenzialmente un mazzo tra quello di Yugi e quello di Kaiba, e questi mazzi, come potete vedere, vanno portati avanti di livello in livello per sbloccare carte e tutto il resto. Per esempio, polimerizzazione verrà sbloccata al livello 4 con il mazzo di Joy, il mazzo di Saito Kaiba l'ho portato al livello 8 e così via. Andremo a sbloccare pian piano vari personaggi e varie carte. Il livello si vede proprio qui in alto, la fase. Sono fase 6, come potete vedere, e queste sono le missioni di ogni fase. Quando una missione è completata si può prendere direttamente il nostro premio e più che spenderlo, utilizzarlo per vari scopi. Per esempio, completa le fasi di missioni, le missioni della fase 6 mi darà 50 gemme e tutto il resto ovviamente elementi che possono essere utili sempre nel mondo delle carte. Questi punti esclamativi sono essenzialmente dei bonus, dei premi che ci danno, mentre i punti blu, diciamo con il personaggio, il PG, è una specie di duello contro il PC per guadagnare qualcosa, o carte, oppure soldi, quelli in alto, appunto 1960 in alto a destra, oppure in altri casi delle chiavi che serviranno poi al cancello per duellare con i duellanti, diciamo, principali. Allora, l'arena PvP, arena per combattere con altre persone. Solitamente si combatte o qua dentro o dalla sezione degli amici, che è questa. I vari amici permettono, quindi si può duellare direttamente con delle persone che si aggiungono direttamente tramite il client, tramite l'ID del duellante. E più avanti possiamo vedere il negozio. Nel negozio si articola, secondo me, principalmente la nostra attività, ovvero all'interno del negozio avremo l'opportunità di acquistare varie bustine riguardanti vari mazzi: mazzo acqua, il The Ultimate Rising, diciamo il mazzo dei draghi, quello addirittura della fusione dei 3 draghi bianchi se non sbaglio, e il Neo Impact. Io solitamente compro sempre mazzo acqua perché sto cercando di fare un mazzo esclusivamente acqua, e nel laboratorio avremo l'opportunità di creare il nostro mazzo, modificarlo, convertire le carte, aggiungere bustine personalizzabili e tutto il resto. Vi farò vedere adesso un attimino come può essere creato un mazzo, editato. E adesso nella sezione del nostro deck, principalmente delle bustine acqua, possiamo acquistare una bustina al prezzo di 50 gemme, ecco qua, e sbloccarla e vedere un po' cosa si ritrova dentro. In ogni bustina ci sono solitamente 3 carte
Bisogna sperare di prendere qualcosa di raro. Vediamo un po' stavolta. Fata guardiana, amuleto signore del mare e guardiano affidabile. Sono delle carte che già posseggo, però fa comodo ogni tanto avere qualche doppione. Nell'editor del deck possiamo vedere appunto i nostri mazzi disponibili. Per esempio il mazzo che ho attivo su Seto Kaiba è un mazzo molto diverso da quello principale. Potete vedere ogni carta ha le sue scusate, alle sue. Ecco, questo è appunto il registratore che sto utilizzando al momento, quello di Google Play. Ecco, ci sono varie carte con le varie caratteristiche. Per chi conosce Yu-Gi-Oh! Sicuramente è un ritorno al passato. Ecco qua. Benissimo, stavo pensando adesso in questo momento di farvi vedere direttamente un duello, principalmente un duello con un bot, diciamo, del computer. Vediamo. Andiamo avanti, ok, e ovviamente combattendo aumenteremo il nostro grado ovviamente di bravura, anche perché guadagneremo più carte e anche, come dire, elementi aggiuntivi che possono essere molto utili. E ogni tanto veramente in qualche duello capita di guadagnare qualche carta ed è veramente un piacere ogni volta. Vediamo. Josh contro Seto Kaiba, vediamo che riusciamo a fare questa volta, ok. Vediamo un po', inizieremo noi, perfetto, si parte da 4000 life points. Io ricordo che ogni tanto nel cartone animato apparivano 8000 life points. Comunque, allora, vediamo un po', inizia il duello, vediamo un po', nostro turno. Allora, queste carte poi ragazzi pian piano ve le spiegherò se il gioco vi piace e volete vedere altri video. Pronti all'intervento, carta storica, qui potete vedere l'effetto principalmente. Evochiamo un mostro in posizione di attacco. Ho tolto la musica, lascio solo gli effetti al momento. Ecco qua, Gyojin della Marea, 1650, 1300, non male come prima carta. Le carte inizialmente hanno molte stelle e poco attacco, poi più avanti si andrà, più otterremo carte forti, quindi riusciremo ad equilibrare un po' il tutto. Comunque, nostro turno, si pesca e andiamo. Bud, difensore della barriera di ghiaccio, mettiamo Stellone in posizione d'attacco al momento. È una mossa un po' rischiosa, però il suo effetto, io me lo ricordo da tanti anni fa, ci fa guadagnare 500 punti d'attacco, quindi in realtà 1050 punti d'attacco. Andiamo nella battaglia e vediamo cosa si nasconde là sotto. Vediamo un po', andiamo, attacchiamo il mostro, attenzione, c'è un gatto della sfortuna. Vediamo se siamo stati sfortunati. Vediamo che effetto ha il gatto della sfortuna. Ecco, scusate ragazzi, maledizione dell'invecchiamento. Scarta una carta dalla tua mano, diminuisce attacchi di tutti i mostri sul terreno del tuo avversario fino alla fine del turno. Va bene. Era l'effetto direttamente di quella carta, ma io voglio capire, ecco, se vogliamo capire per esempio cosa succede. Andiamo nel cimitero del nostro nemico. Ecco, scegli una carta Dracula dal tuo deck e mettila in cima al tuo deck. Se Necrovalle è sul terreno puoi aggiungere alla tua mano la carta trappola scelta. Ah, ho capito, quindi in pratica lui ce l'ha nella cima del suo deck. Ok, e Stellone adesso potrà attaccare direttamente i life points dell'avversario. La cosa che non mi piace tanto di queste registrazioni sul telefono è che, siccome questo è anche un gioco che ha bisogno di internet, nel momento in cui arrivano messaggi, arrivano notifiche, arriva qualsiasi cosa, bisogna sempre bloccare e vedere di rispondere oppure fermarsi. Non si può, diciamo, mettere la modalità aereo in questo gioco, anche perché ha bisogno sempre di una connessione. Comunque, se ci sono altri programmi che poi, diciamo, registrano solo il gioco, ancora non lo so, vedremo più avanti. Comunque, possiamo evocare il Guardiano della Natura. Io, ragazzi, al momento sto procedendo senza fermarmi troppo sulle carte, solo per farvi vedere il gioco. E allora procediamo, Guardiano della Natura, passiamo alla battle phase, vediamo un po'. Ecco, potete vedere, attacchiamo il mostro avversario, l'insetto parassita. Ha un effetto secondo me anche abbastanza lungo. Vediamo un po', infatti non ricordo principalmente cosa faceva. Vediamo un po'. Metti questa carta scoperta nel deck del tuo avversario in mischio, non del tuo avversario, perché questa carta, se viene evocata nella posizione speciale sul suo terreno, scoperta in posizione di difesa, infligge 1000 danni. Poi, fino a quando questa carta è scoperta sul terreno, tutti i mostri controllati dal tuo avversario diventano mostri di tipo insetto. Molto utile se si ha un deck, diciamo, contro gli insetti, diciamo. E si procede con 2150 di danno. Questi sono ovviamente duelli molto semplici contro avversari, diciamo. Attenzione, ancora quella carta di prima, carta coperta, attivata, maledizione dell'invecchiamento, ma comunque abbiamo inflitto 550
ci ha ovviamente diminuito l'attacco, non importa, continueremo, passiamo alla fase successiva, il turno dell'avversario, vediamo un po', pesca, mostro, coperto e un'altra carta, però penso che posso completare il mio turno. La cosa strana, più che strana, diversa, è che quando si giocava, diciamo, a Yu-Gi-Oh! Nella realtà si giocava con 5 carte mostro e 5 carte magia o trappola più la carta fusione e c'era anche il cimitero. Comunque si avevano 5 carte, mentre adesso, come potete vedere, ne abbiamo esclusivamente 3 per i mostri e 3 per le carte magia o trappola. Forse per equilibrare un po' il gioco hanno fatto questa scelta. Comunque, eccoci qua, attacchiamo direttamente l'opponente avversario, 1050 punti di danno e ci siamo presi una bella vittoria con qualche chiave del cancello, un po' di soldi e vediamo forse qualche carta. Vediamo un po'. Ecco qua. Appunto, al prossimo livello, vedete, livello 9 del mazzo Kaiba, guadagneremo 25 gemme. Ecco, appunto, poi c'è addirittura il Signore dei Draghi più avanti e altre carte che al momento non possiamo vedere. Energia oscura e tutto il resto. Perfetto, ecco, abbiamo guadagnato qualcosa. Cos'è questa? Ecco, punizione dello scavatombe. Durante ogni standby phase infliggi 100 punti di danno all'avversario per ogni suo mostro rimosso dal gioco. Carta interessante, più qualche chiave del cancello che ci serve, come vi ho detto, per sfidare i personaggi principali del gioco. Allora, spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, un video diciamo molto veloce, molto introduttivo al gioco, tanto per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Abbiamo ricevuto delle stelle bonus, wow! Spero che questo video vi sia piaciuto, quindi essenzialmente il gioco si articola in queste fasi, ovviamente c'è tutta la storia del PvP e ancora tantissime altre cose che possono essere analizzate nella sezione principale, tante altre missioni, tante carte da scoprire nel corso ovviamente del gioco. Ovviamente sono ancora io, fase 6, le fasi non so fino a che livello arrivino, comunque ho altri amici che sono molto più avanti di me, quindi l'ho proprio installato un paio di giorni fa, quindi ancora è tutto da scoprire, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate, ci becchiamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!